Vogliamo riprendere i lavori? Allora, il calendario dei lavori è quello che riusciamo a rispettare finora con abbastanza puntualità. Finita questa sessione di lavoro, che sarà presieduta ben più autorevolmente che da me, ci sarà appunto questo breve pranzo per i relatori, poi la terza e ultima sessione con poi la discussione generale. Allora inviteremmo i relatori di questa sessione a prendere posto e soprattutto diamo il bastone del comando al professor Poirier. Adesso sono messi lì in prima fila, che preferiscono. Potete stare qua. Vedete perfettamente anche sul monitor. Grazie. Allora, buongiorno, io vi intratterrò, spero brevemente, ho molte slide ma andrò abbastanza veloce. Come già ha fatto Emanuela, io racconterò la storia di una ricerca più che parlare strettamente del terremoto del 1917, cosa che poi faranno invece gli speaker che mi seguiranno. Dunque, il mio titolo, prevedibilità dei forti terremoti. Per prevedere i forti terremoti dobbiamo identificare le sorgenti che possono causarli. Se non conosciamo le sorgenti dei terremoti non possiamo valutare la pericolosità sismica dei luoghi. Ricordiamo che la pericolosità sismica non tiene conto del fattore tempo, quella almeno che si utilizza per la normativa è time independent, quindi viene valutata la propensione dei luoghi a generare terremoti di una certa dimensione e con una certa frequenza. Sarebbe interessante a fini di prevenzione soprattutto invece avere stime time dependent, cioè dipendenti dal tempo, quindi sapere se in una zona non c'è stato un terremoto per molto tempo probabilmente la probabilità sta aumentando. Ma questo ancora non siamo in grado di farlo e forse la storia potrebbe aiutarci a arrivare anche a quel risultato prima o poi. Geologia e storia, quindi questa è una presentazione giocata su questo binomio che diciamo ricorda anche un po' ormai la mia quasi trentennale collaborazione con Emanuele Guidoboni. Perché geologia e storia? Beh, intanto perché la vita umana è molto breve. Noi sappiamo che ogni tanto la gente dice ma qui a memoria d'uomo non si era mai visto un terremoto, ma sappiamo che la memoria d'uomo non basta a catturare molti dei fenomeni naturali, sicuramente non i terremoti che sono per fortuna abbastanza rari. E allo stesso tempo però non possiamo basarci su quella che chiamiamo la geologia delle rocce dure, cioè non possiamo andare sulle Dolomiti con il martelletto da geologo e pensare di ricavare da quello informazioni sulle catastrofi che vedremo nella nostra vita o nelle future generazioni. Poi ci sono dei riferimenti storici, c'è Charles Lyell che parlava del fatto che il presente è la chiave del passato e quindi vale anche il reciproco, e comunque la geologia per me è una narrazione della vita del pianeta, così come la storia narra la vita di tutti noi. Poi ci sono dei motivi più concreti per ricorrere congiuntamente a dati geologici e storici. E appunto la storia sismica ci consente, e lo dimostra la giornata di oggi, di esplorare un tempo molto più lungo di quello strumentale, dell'epoca della sismologia strumentale. Abbiamo capito già a partire dal terremoto del 1980, che è stato il primo terremoto a cui io mi sono interessato, che ci sono forti ambiguità nelle conoscenze geologiche che possono essere risolte con il ricorso a terremoti, ai dati della sismicità del passato. E quasi tutti i terremoti accaduti all'inizio del secolo scorso hanno rappresentato una sorpresa, quindi è purtroppo illusorio che la geologia da sola riesca a dare le risposte che ci servirebbero. E poi, ultimo motivo, per fortuna i terremoti, abbiamo detto, sono rari, le velocità di formazione crostale in Italia sono abbastanza basse, stamattina il professor Doglioni parlava di 2-3 mm, che sono già molto, e quindi se non allunghiamo l'orizzonte ai secoli dietro di noi rischiamo di non sapere nulla. Allora, tre pilastri di questa presentazione. Il primo pilastro è quello che si basa sugli effetti terremoti sull'ambiente antropico, che sono gli elementi che poi vanno a costruire quella che Emanuela anni fa
battezzò come storia fuori dai manuali, quindi la storia dei terremoti, che di solito non interessa rispetto alla storia ufficiale o interessa meno. Dunque abbiamo quindi la faglia produce un terremoto, il terremoto produce innanzitutto scuotimento, lo scuotimento produce effetti sull'ambiente antropico che sono quelli poi che noi raccontiamo, che abbiamo visto presentati stamattina dai relatori che mi hanno preceduto. E una rapida carrellata, un po' di immagini simbolo: terremoto del 1908, la palazzata di Messina, terremoto del 1980 in Irpinia, danni al patrimonio culturale. Qui abbiamo il crollo della Basilica d'Assisi 26 settembre 97, un'immagine simbolo purtroppo il crollo della prefettura all'Aquila nel 2009, ancora beni culturali la Torre di Finale Emilia nel 2012, Amatrice col famoso edificio rosso che sapete ormai è andato giù anche lui. La sismologia storica, come ben sappiamo e ci ha illustrato ancora stamattina Manuela, è basata su fonti scritte, fonti che sono anche molto antiche, lo testimonia la giornata di oggi. Qui ci sono due esempi di fonti trecentesche e fonti seicentesche. Abbiamo visto come queste fonti poi vanno a costituire un patrimonio di dati che la ricerca utilizza per ipotesi e interpretazioni, da un lato. Dall'altro lato, con i dati storici si compilano i cataloghi tradizionali, quelli parametrici, che danno solo un epicentro e una magnitudo, e partiamo con una lunga tradizione da Baratta all'inizio del secolo, alla fine dell'Ottocento, per arrivare poi a questo catalogo Pospice del CNR dell'85, è stato l'ultimo catalogo parametrico di questa generazione, e finiamo ai cataloghi analitici, che sono quelli che sono stati varati appunto dal gruppo di ricerca guidato da Emanuele Guidoboni negli anni 90. Il catalogo dei forti terremoti ha avuto 3 versioni cartacee e la versione corrente che è su web accessibile a tutti. Catalogo analitico significa che non vengono più soltanto descritti le caratteristiche già sintetizzate di un terremoto, ma viene dato per ogni terremoto il dettaglio degli effetti sulle singole località, nel complesso diciamo dell'area colpita e tante altre informazioni. Il tutto per delineare un quadro che, come sappiamo, è il quadro della sismicità nel nostro Paese, sicuramente preoccupante, anche se gestibile. Passiamo al secondo pilastro, che invece è quello degli effetti dei terremoti sull'ambiente naturale. I terremoti lasciano firme indelebili nella geologia e nel paesaggio. Questa è un'immagine abbastanza suggestiva che mostra l'interferometria SAR. Sapete che c'è questa nuova tecnica satellitare che consente, con passaggi successivi, di misurare la forma del pianeta e quindi mettere in evidenza eventuali deformazioni della superficie terrestre conseguenti a terremoti, ma non solo terremoti, anche eruzioni vulcaniche, frane, eccetera. Qui si vede l'immagine, credo, ricavata dopo la scossa del 30 ottobre scorso a Norcia, dove si vede in rosso una zona che è sprofondata, quindi Castelluccio, Monte Vettore fino ad Accumuli, e una zona che è salita in blu, appunto la zona di Norcia. Dunque noi nel nostro lavoro ci interessiamo di sismo tettonico. Io parlo sicuramente almeno per me, per Francesco Burrato e Paola Vannoli, che sono qui accanto a me. E questa è una disciplina che si basa su un principio molto semplice, cioè che il terremoto, per chi fa il nostro mestiere, è quella cosa che accelera un processo che altrimenti sarebbe troppo lento per noi. Noi non possiamo aspettare, io e i miei colleghi andremo in pensione prima che si possano vedere tutti i terremoti in azione. Quindi il terremoto improvvisamente scatena una situazione, ci fa vedere qualche cosa che avremmo dovuto aspettare troppo per vedere in altro modo. Quindi il terremoto ci dà un'istantanea di fenomeni che hanno gestazione lunga, e noi in qualche modo ci accontentiamo dei terremoti che avvengono, perché quei terremoti accendono la lampadina e ci parlano di certi fenomeni. I terremoti che non avvengono non ci dicono niente e noi rischiamo per quelle zone di non sapere nulla. Il terremoto del 1917, per esempio, è avvenuto troppo presto per questo ragionamento, quindi ne conosciamo gli effetti di scuotimento, come si diceva prima, ma non ne conosciamo altri effetti. Ovviamente non c'era l'interferometria satellitare e non c'erano osservazioni sull'ambiente particolarmente accurate. Quindi con questa disciplina abbiamo i terremoti che ci aiutano a capire come funziona la Terra, e dall'altro lato, il giorno dopo, noi quelle conoscenze le utilizziamo, le ribaltiamo
sui terremoti che devono ancora avvenire. Ovviamente noi non possiamo contare solo sui terremoti dell'epoca strumentale, come dicevo prima, perché sono una manciata. Abbiamo i terremoti del Novecento dei quali sappiamo qualcosa e poi ci sono tutti i terremoti più antichi che ci vengono in soccorso e ci dicono per esempio che la zona di Verona è sismica. Effetti dei terremoti sull'ambiente, abbiamo quindi un fenomeno importante che è la deformazione della superficie. Quindi non stiamo parlando di scuotimento, ma stiamo parlando del fatto che il movimento sulla faglia deforma la superficie secondo in un'area abbastanza grande, per esempio una lunghezza di faglia moltiplicato 2, se le faglie dei terremoti che stiamo vedendo in questi mesi sono lunghe 15-20 km, stiamo parlando di una zona per esempio di 40 per 20 km, che è più o meno la zona che si è vista inquadrata in quell'immagine interferometrica di poco fa. Per raccontarvi gli effetti di deformazione reale uso l'esempio della pianura padana, partendo, ci potrebbero essere tantissimi esempi, ci si potrebbe scrivere un'enciclopedia, questo però mi sembrava particolarmente calzante. Diversi anni fa, intorno al 99-2000, con Paco Burrato abbiamo fatto questo studio in cui abbiamo sistematizzato il fatto che molti fiumi in area padana non vanno dritti come dovrebbero. Il fatto che un fiume vada dritto in una zona abbastanza pianeggiante dovrebbe essere un principio tranquillo e certo, ma molti di questi fiumi, come vedete, non lo fanno a partire dal Po. Adesso se concentrate l'attenzione sulla zona della Bassa Modenese, Secchia e Panaro, vedete che questi due fiumi in particolare mostrano questa specie di forma clessidra, per cui loro partono lontani, si stringono e si riallontanano. E in quello stesso articolo ipotizzammo che queste deviazioni, queste anomalie, erano dovute al fatto che nel sottosuolo ci sono strutture compressive, come quelle che ci ha fatto vedere Carlo Doglioni stamattina, anticlinali sepolte, guidate da faglie compressive, quindi delle specie di ingobbamenti della crosta terrestre che spingono i sedimenti della pianura padana e nonostante che lo spessore dei sedimenti sia fino a molte migliaia di metri in alcuni punti, questi movimenti riescono comunque a riverberarsi in superficie producendo queste deformazioni e quindi le deviazioni fluviali che ne conseguono. E su questa base noi ipotizzammo che nel sottosuolo della pianura padana c'erano almeno questa manciata di sorgenti sismogenetiche pronte da un lato a fare terremoti e dall'altro a deformare la superficie. Arrivano i terremoti del 2012, di cui si è già parlato oggi, con la loro sequenza interminabile anche di terremoti intermedi, oltre alle due scosse di magnitudo 6 del 20 e 29. Questa è una sezione simile a quelle che faceva vedere Carlo Doglioni stamattina, in cui si vedono le pieghe ferraresi, una sezione dall'Appennino verso il Po, quindi verso il centro della pianura padana, le pieghe ferraresi con il terremoto del 20 maggio e la piega di Mirandola, responsabile presumibilmente del terremoto del 29 maggio. Faglie inverse, cioè compressive, e soprattutto cieche, cioè che non riescono ad arrivare in superficie se non in maniera indiretta. Allora arriva, qualche giorno dopo il terremoto, arriva l'immagine interferometrica del tutto analoga a quella che vedevamo prima per Norcia. Questa è la parte che riguarda la scossa del 20 maggio, ci concentriamo sulla parte che riguarda invece la scossa del 29 maggio, quella di Mirandola, e vediamo che questa immagine descrive una specie di collinetta che è nata sotto Mirandola come risultato del terremoto. La collinetta è alta 20 cm, quindi fa ridere, ma quei 20 cm attraverso terremoti successivi poi possono diventare metri e in qualche modo giustificare quello che vediamo nel paesaggio. E questo è quello che si vede in questa immagine, in cui arriviamo alla conclusione che quello che avevamo ipotizzato e che si è realizzato il 29 maggio è appunto il fatto che la tettonica profonda ha influenzato il drenaggio di questa zona, quindi costringendo Secchia e Panaro a avvicinarsi in questa zona, ad allontanarsi in questa zona e costringendo il Po a migrare verso nord. E guardate che questa conoscenza chiude il cerchio di ricerche fatte da persone che ci hanno preceduto, soprattutto geografi, che già da tempo avevano notato come in questa zona ci fosse un reticolo idrografico che evolveva da una configurazione di questi fiumi paralleli a una configurazione di questi fiumi che divergevano sempre di più. Al punto che nella zona di massima avvicinamento di Secchia e Panaro noi troviamo Bonporto,
buon porto era il buon porto dei Romani, perché era un porto proprio perché l'avvicinamento dei due fiumi e il fatto che ci fosse una zona depressa che appunto richiamava i fiumi in quella zona creava le condizioni per rendere questi fiumi navigabili. Questa è ancora da darsene come appare oggi, una bellissima struttura. Interessante questa diciamo, estensione del ragionamento. Nel gennaio 2014 c'è stata un'alluvione alla Bassa Modenese e qualcuno sui giornali, ma anche il governatore di allora Errani, dissero perché questa zona è sfortunata, prima i terremoti e poi le alluvioni, senza sapere che terremoti e alluvioni alla fine erano figli della stessa causa. Noi abbiamo visto il terremoto che ha prodotto sollevamento davanti nella zona diciamo, frontale e sprofondamento a Tergo, quindi verso la zona di Modena città. E se guardiamo un minimo di cartografia storica, intanto guardiamo dov'è che le acque si andarono ad accumulare e vediamo che l'alluvione del 2014 non ha fatto altro che ricostituire temporaneamente quella che in quelle zone viene chiamata la Padusa, che molti di voi conoscono, adesso penso alla professoressa Galetti qui davanti, ma anche Stefano Marabini che ho visto dietro, e che era una grande zona paludosa che è stata poi bonificata, dovuta a questa attività tettonica ripetuta di queste faglie profonde. E va bene, su questo possiamo chiudere. Ecco, soltanto un esempio particolarmente noto, forse ancora più noto, quello del Reno. Il Reno, come sapete, tenta di andare verso il Po, lo ha fatto per molte migliaia di anni, ma ogni volta viene deflesso verso est e finisce poi per sfociare in Adriatico più a sud del Po. E qui stiamo attraversando, il Reno sta tentando di attraversare la dorsale ferrarese, come ha fatto vedere Carlo Doglioni stamattina, è una dorsale in sollevamento attivo, e quindi il fatto che prima i Romani e poi Napoleone abbiano tentato con maggior o meno successo di far avanzare questo fiume verso il Po, queste difficoltà che hanno avuto sono dovute proprio al fatto che la terra si oppone al fatto che il Reno vada in quella direzione. L'ultimo effetto in superficie sistematico che si verifica con i terremoti, che si può verificare se la faglia non è cieca, quindi arriva in superficie, è la cosiddetta fagliazione superficiale. Sono questi fenomeni che sono straordinari, diciamo così come rappresentazione. Qui siamo in California, come sapete tutto è molto più grande e molto più chiaro che in Italia, per loro fortuna. Scarpate di faglia, qui siamo in terremoto del 1992, magnitudo più di 7, analogamente a Taiwan un altro terremoto della stessa magnitudo nel 99, quindi la faglia può occasionalmente arrivare in superficie e produrre effetti molto vistosi ma anche molto puntuali. Questo è successo per esempio anche con il terremoto del 1980 che ha creato una scarpata che si vede in questa immagine, si vede bene anche qui, alta circa 1 metro. Qui abbiamo Daniela Pantosti e il professor Funicello, io non ci sono perché sono quello che sta facendo la foto. E la cosa interessante è che con la fagliazione superficiale si può fare un'operazione che altrimenti non si potrebbe fare, cioè scavare quella scarpata e mettere in evidenza fenomeni di fagliazione superficiale del passato, quindi di nuovo datare i terremoti precedenti, operazione dalla quale viene fuori che in quella regione si ha un terremoto tipo Irpinia in media ogni 1000 o 2000 anni, e quindi tornare di nuovo a toccare l'aspetto storico. La terza parte della presentazione, vado velocemente, è quella parte in cui noi cerchiamo di mettere insieme tutte queste informazioni per ricavarne appunto un modello di sismogenesi, partendo da principi inoppugnabili, quindi i grandi terremoti storici sono sicura evidenza dell'esistenza di una faglia, quindi se vogliamo cercare le faglie, sicuramente dove c'è stato un terremoto c'è una faglia, forse anche altrove, ma sicuramente lì. I terremoti dell'Appennino meridionale ci hanno fatto vedere, quelli che sono in cima alla catena, che molte faglie si organizzano secondo quello che può essere chiamato un modello di segmentazione, quindi un unico sistema allungato, per esempio il sistema appunto delle faglie estensionali che va dalla Liguria allo Stretto di Messina, non è un sistema unico con una faglia lunga 1000 km, ma è un sistema con delle faglie spezzettate. Questo è il motivo per cui i terremoti che vediamo in Italia non sono di magnitudo 9, per fortuna, ma sono di magnitudo fra 6 e 7, diciamo, i più forti. E molte di questa segmentazione in qualche modo si richiama al fatto che la struttura appenninica è interrotta da discontinuità geologiche, alcune le conosciamo, alcune no. E un'altra cosa da dire subito è che
non basta per fare questo lavoro ragionare in 2 dimensioni, bisogna fare uno sforzo concettuale e estendere il ragionamento alla terza dimensione, che chi poi fa i modelli, vedremo poi quello che ci presenterà Fabio Romanelli, ha bisogno di modelli di faglia che siano tridimensionali, perché le faglie sono tridimensionali nel mondo reale. Allora, una figura del 1988, eravamo quasi bambini, 30 anni fa, cominciamo a ragionare sul fatto che in cima all'Appennino si vedono appunto questi segmenti di faglia, un modello di segmentazione, vedete terremoti noti, 1857, 1980 e altri, e si cominciavano a fare delle ipotesi più o meno vincolate. E negli anni successivi abbiamo cominciato a riguardarci a raffica tutti i grandi terremoti storici del Novecento, quindi il 1908, dove abbiamo messo insieme informazioni storiche e strumentali per fare dei ragionamenti e derivare delle faglie, ipotesi faglie sismogenetiche, il terremoto del 1915 nella Marsica, il terremoto del 30 ottobre a Senigallia, dove sono stati utilizzati sismogrammi storici per arrivare a costituire una serie di sorgenti sismogenetiche lungo la costa. Alla fine di questo lavoro abbiamo cominciato a comporre il quadro di quello che arrivava appunto dai terremoti di epoca fra lo strumentale e il prestrumentale, e vedevamo questo serpentone di faglie che si allungava lungo l'Appennino. Poi c'è stata un'altra novità, perché con dei colleghi siamo riusciti a mettere a punto una tecnica che utilizzava i dati storici, quelli che vediamo nei cataloghi, in particolare nel catalogo analitico, il CFT, utilizzarli a macchinetta per ricavare delle faglie equivalenti, come in questo caso il 1930, quindi da una distribuzione di dati di intensità si ricavava un oggetto confrontabile con una faglia geologica. E anche con questa tecnica siamo riusciti a fare molto, perché siamo riusciti con i soli terremoti storici, quindi senza intervenire con dati geologici, a delineare i grandi sistemi di faglia che ci sono in Italia, l'Appennino, piede dell'Appennino verso nord-est e sudalpino. Tutto questo è confluito in quello che noi oggi chiamiamo il DIS, quindi la banca dati delle sorgenti sismogenetiche. Questo è una specie di proto-DIS, siamo nel 99. Successivamente questi dati furono confrontati con i dati dei nostri colleghi sismologi strumentali, che quindi facevano vedere altre regolarità che si associavano alle nostre, e già nel 99 finimmo sui giornali con dei modelli in cui oggi probabilmente non lo rifaremmo, perché con questo sistema si finisce facilmente davanti a un giudice, però insomma abbiamo cominciato a fare dei ragionamenti che adesso stanno diventando anche abbastanza di moda. Una prima release del catalogo nel 2001 fino all'ultima versione nel 2015, molto più evoluta. Con i terremoti storici, però, con i dati storici non si fanno solo queste scatoline che abbiamo visto fino adesso, si possono esplorare tante altre cose. Per esempio qui vado a concludere, ho 3 casi. Il terremoto del 1857 in Val d'Agri, un terremoto che secondo Mallet, che lo aveva studiato, aveva avuto una zona di sentimento molto ampia, lui aveva calcolato un epicentro piuttosto a nord della Val d'Agri in senso stretto, e quindi non si capiva come mai si parlava di un terremoto della Val d'Agri con danni qui in fondo, ma in realtà l'epicentro sembrava essere molto più a nord. Ci siamo messi lì, ci siamo riguardati un po' di fonti storiche e siamo arrivati alla conclusione che probabilmente il terremoto del 1857 nasconde 2 sorgenti indipendenti, una che si è innescata prima e qualche minuto dopo si è innescata forse una scossa un po' più forte nella Val d'Agri, propriamente detta, con una propagazione verso sud-est. Altri casi sono stati quelli del terremoto del 1456, che è un terremoto biblico molto forte, che è risultato essere composto forse da più scosse che sono avvenute in diverse zone dell'Appennino, dall'Abruzzo al Beneventano fino all'Irpinia. E ancora il terremoto del 693, considerato dai cataloghi un terremoto immenso, ma che in realtà potrebbe essere dovuto al fatto che si sono mosse, forse innescate l'una con l'altra, 2 faglie, una nell'area iblea e una nell'area catanese, che danno l'impressione di un terremoto più grande, ma che invece sono strutture indipendenti. Quindi concludo, eravamo partiti dalla prevedibilità. La prevedibilità la possiamo declinare in 2 maniere, quindi la maniera convenzionale è quella di prevedere dei livelli di scuotimento, e questo lo fa una carta di pericolosità convenzionale, ne stiamo facendo un'altra che uscirà spero nel 2017, e poi possiamo tentare di fare quello che dicevo all'inizio, cioè una carta time dependent. Questo è un esercizio fatto da Renata Rotondi del CNR di Milano nel 2007, anche se è datato 2010, quindi prima del terremoto dell'Aquila,
esperienza dalla quale, utilizzando le nostre sorgenti sismogenetiche e un catalogo storico, lei arriva alla conclusione che quest'area in cima all'Appennino è quella che aveva la massima probabilità di vedere forti terremoti nei successivi 30 anni, che è una cosa che, come tutti sapete, sta succedendo proprio davanti ai nostri occhi. Vi ringrazio. Grazie. Adesso i caratteri della sismogenesi dell'Italia settentrionale, osservazione e modelli di Paola Vanonni dell'IGV. Dunque, parliamo adesso della sismogenesi in dettaglio dell'Italia settentrionale e ne parleremo molto velocemente, per cui di conseguenza sarà la descriveremo in maniera molto semplice. Partiremo da alcune osservazioni, quindi i dati che abbiamo a disposizione per comprendere qualcosa sulla sismogenesi di questa zona. Quindi parleremo dei terremoti che vi si verificano e delle loro principali caratteristiche, per poi arrivare ai modelli che abbiamo messo a punto negli anni, che va già cominciato a illustrare Luca, di come studiamo le faglie sismogenetiche, quindi che generano i terremoti e come sono fatte. Quindi cominciamo con vediamo qui davanti a noi la pianura padana, quindi la zona pianeggiante con i suoi fiumi, delimitata a nord dal rilievo delle Alpi e a sud, come tutti sappiamo, dall'Appennino. Usualmente nell'immaginario comune, almeno prima della sequenza del 2012, c'era la convinzione nella maggioranza delle persone che questa zona, la pianura padana, fosse asismica o almeno sede di terremoti non eccessivamente distruttivi, forti. E invece siamo qui oggi proprio per ricordare un terremoto che è stato molto distruttivo, come ci ha descritto Emanuela prima, e seppure molto raro, non se ne sono verificati altri di quella magnitudo e di quell'intensità. Questo è il titolo di un giornale che è apparso dopo un terremoto verificatosi nel maggio del 51, proprio all'interno della zona pianeggiante della pianura padana. Vediamo i terremoti dell'Italia settentrionale. Questa è una schermata che mostra il catalogo parametrico dei terremoti italiani, e sono i terremoti dall'anno 1000 al 2014 con una magnitudo da 4 in su. E vediamo che interessano tanto le aree pianeggianti quanto le aree dei rilievi, siano le Alpi o siano gli Appennini. Vediamoli più in dettaglio. Qui li vediamo differenziati per magnitudo. Al centro, ovviamente, il terremoto di cui stiamo ricordando oggi, il novecentenario, quindi il terremoto del 1117. Ma abbiamo numerosi terremoti anche nell'area pianeggiante con delle magnitudo significative, intorno per esempio a 5,5 o 6. Facciamo una selezione. Vediamo adesso dove sono distribuiti solo i terremoti con una magnitudo maggiore o uguale a 5,5. Facciamo questa selezione per magnitudo perché usualmente riteniamo che questa soglia di magnitudo sia quella capace di creare delle distruzioni con l'urbanizzato italiano, con le caratteristiche costruttive italiane, e contemporaneamente per noi geologi è una soglia importante perché riteniamo che da quella magnitudo in su, per via delle dimensioni della faglia che andiamo a cercare, che cominciano a essere sui 7-8 km di lunghezza, quella faglia che ha generato quel terremoto sia identificabile dal punto di vista geologico, soltanto da quelle magnitudo in su. Se è troppo piccola è di difficile riconoscimento. Vediamo in dettaglio questi eventi, quindi quelli per noi interessanti da studiare e quelli di cui vogliamo comprendere la sorgente sismogenetica che li ha generati. Vediamo che ci sono gli eventi del 2012 che tutti abbiamo ricordato più volte, quelli del 76 che immagino parecchi di voi ricordino, ma ce ne sono anche numerosi altri. Andiamo a vedere le altre caratteristiche di questi eventi. Senza entrare nel dettaglio dei meccanismi focali, diciamo soltanto che il meccanismo focale di un terremoto ci dà informazioni sulla tipologia di faglia che si muove nel sottosuolo. Questi sono solo pochi meccanismi focali degli ultimi 6 anni, messi a punto da questi autori e scaricabili da questo sito, e quello che ci dicono è che le faglie che si muovono nell'Italia settentrionale in generale
sono faglie di tipo compressivo che possono essere o, come in questo caso, trascorrenti. Questo è un terremoto che si è verificato il 24 gennaio del 2012, oppure, come la maggioranza degli eventi che stiamo vedendo, di tipo proprio compressivo, quindi come questi appunto del maggio del 2012 e dei mesi seguenti, ossia in cui c'è il terremoto si verifica in un punto, ma si rompe un piano di faglia, questo piano di faglia, un blocco di crosta sale sull'altro, quindi c'è compressione. Un'altra informazione che ci danno i terremoti strumentali, cioè quelli che registriamo tutti i giorni nella sala di monitoraggio sismico a Roma, è la profondità. Ossia, non ci limitiamo a vederli in pianta, ma li vediamo anche all'interno della crosta e sappiamo a che profondità si generano. Sappiamo che la sequenza del 2012 si è generata tra i 7, 8, 9 chilometri di profondità, ma ci sono terremoti strumentali, tipo questo rappresentato in azzurro, si è verificato il 25 gennaio del 2012, aveva una profondità di 33 chilometri, oppure questo in blu addirittura superiore a 50 chilometri. Quindi i terremoti strumentali dell'Italia settentrionale possono avere profondità molto molto variabili. Cosa sappiamo delle profondità dei terremoti del passato? Questo è un terremoto che si è verificato nel gennaio del 1909, una magnitudo che stimiamo essere intorno a 5,4, con un'intensità epicentrale tra il sesto e il settimo grado. Settimo grado stiamo parlando che cominciano a crollare i comignoli, niente di più. Eppure questo terremoto si è risentito in una zona molto molto ampia, quasi metà Italia, si è risentito da Perugia fino a Bolzano, per comprenderci. Esistono più di 800 punti di intensità di questo terremoto e il valore dell'intensità del quinto grado copre un'ampiezza, quindi i verdi chiari, copre un'ampiezza di 190 km. Quindi possiamo stimare che questo sia un terremoto profondo. Paragoniamolo con un terremoto di pari magnitudo equivalente, sempre 5,4, un terremoto che si è verificato nel 1570, immediatamente ad est della zona interessata dal terremoto dalla sequenza del 2012. Questo terremoto, seppure con la stessa magnitudo del terremoto precedente, ha innanzitutto delle intensità più piccate, qui si raggiungono gli ottavi gradi, quindi comincia a crollare qualche edificio, e soprattutto le intensità, per esempio prendiamo sempre in considerazione quelle del quinto grado Mercalli, Cancani, Seeberg, hanno un'ampiezza intorno ai 70 km, non 190 come rivedevamo prima. Quindi è quella che definiamo impropriamente firma macrosismica del terremoto. Quindi anche dei terremoti storici possiamo fornire non ovviamente una profondità precisa, ma una stima se quel terremoto è profondo o è più superficiale, intendendo per superficiale un terremoto che si verifica nei primi 10-15 km di crosta. Un'altra caratteristica dei terremoti. Esistono dei terremoti che definiamo multipli. Cos'è un terremoto multiplo? È quando all'interno di una sequenza abbiamo almeno 2 o più eventi con una magnitudo molto molto simile, che magari può variare di 0,1, 0,2, non di più. E questa è una caratteristica che riscontriamo in tutta Italia, anche nell'Italia settentrionale. Ovviamente tutti ricordiamo il 20 e il 29 maggio del 2012, ricordiamo la sequenza del 1976, ma ce ne sono stati anche altri in tempi storici, tipo nel 1916 al largo di Rimini, a mare, si è registrato un terremoto ad agosto, ma un altro con pari magnitudo si era già verificato qualche mese prima, oppure spostandoci in Piemonte, nel 1808 in Valpellice ci sono stati 2 eventi nel mese di aprile con pari magnitudo. Quindi questo è per dire che è una caratteristica che non è così inusuale della nostra sismicità. E facciamo adesso una puntatina sul terremoto del 1117 che ci ha descritto così bene Emanuela stamattina. Vediamo le intensità molto diffuse, elevate, che vanno dal milanese sino a Venezia, della zona padana, ma ci sono anche questo che Emanuela ha definito il terzo evento, questo con i 5 punti di intensità nella Toscana settentrionale, tra Pisa e Lucca. Che cosa possiamo dire dal punto di vista geologico di questa zona? Vediamo se può essere sede o meno di sismicità e di che tipo.
Allora, i dati storici ci dicono che laddove c'è la zona epicentrale di questi 5 valori di intensità, c'è stato un terremoto molto profondo, a nostro avviso, nel 1914, con ben 660 punti di intensità e una magnitudo di 5,6. Questa è la zona epicentrale. E poi c'è stato un altro terremoto di cui conosciamo meno nel 1414. Quindi questa zona ha sede di terremoti storici, ma anche strumentali. C'è stata una sequenza più verso nord-est degli anni 70 e 2 sequenze, una nel 95 e una a cavallo del 2005 e del 2006, spostata verso il mare, verso sud-ovest, e queste sequenze sono state una a 9 km di profondità, una a 19, e hanno avuto una cinematica, quindi una tipologia di movimento trascorrente, in cui un blocco di crosta si muove rispetto all'altro senza movimenti verticali. Quindi quello che possiamo dire è che questa probabile terza scossa del 1117 si va a inserire in un contesto sismotettonico che rilascia terremoti che possono essere più superficiali o più profondi, come quello del 1914, e alcuni di essi hanno un meccanismo trascorrente. Continuiamo con altre osservazioni per capire che ci possono aiutare a comprendere la sismotettonica. Questi sono i dati GPS. I satelliti non ci aiutano soltanto, a sapere dove sta la nostra automobile o se c'è traffico, ma ci aiutano anche a vedere come si muovono le placche che costituiscono la crosta terrestre. E quello che possiamo vedere è, se ci concentriamo nell'Italia settentrionale, è che è in atto una rotazione antioraria di questo blocco, del blocco adriatico che contiene la pianura padana. Questo blocco, e lo possiamo vedere da questo schema più a destra, ha un polo di rotazione nelle Alpi occidentali e si muove in maniera antioraria con un movimento, con un raccorciamento che è tanto più intenso, spostandosi da ovest verso est. Nella zona del terremoto del 1117 questo raccorciamento ha un'entità, stiamo parlando dell'ordine di 1 millimetro all'anno, mentre nella zona ancora più ad est raggiunge 2,5 mm all'anno, come se ne parlava prima. Questa è un'immagine dello stress tettonico in gioco che ci conferma, senza approfondirla, l'immagine precedente, cioè in atto un raccorciamento in pianura padana. Passiamo adesso a che osservazioni possiamo fare prettamente geologiche. Vediamo qui un modello strutturale d'Italia con i diversi litotipi affioranti. Una prima considerazione è quella che in verde vediamo rappresentati i sedimenti di origine marina e fluviale. Questi sedimenti, come ci ricordava poco fa Luca, possono avere uno spessore molto molto variabile. Ci sono punti in cui sono spessi 100 metri, meno di 100 metri, e dei punti in cui raggiungono uno spessore ben di 8 chilometri. Quindi anche punti molto vicini hanno spessori molto variabili. Cosa c'è al di sotto di questi sedimenti? Ci sono gli stessi rilievi che vediamo in superficie, cioè la continuazione delle Alpi meridionali a nord e dell'Appennino settentrionale a sud. Questi che vedete rappresentati in nero, questo è proprio quello che chiamiamo il fronte delle Alpi meridionali, e questi sono i 3 archi che vanno a costituire, quello del Monferrato, quello emiliano, quello romagnolo, che vanno a costituire la parte sepolta dell'Appennino settentrionale. Vediamo che in questa posizione quasi si toccano, vanno quasi a scontrarsi nel sottosuolo. Quindi una prima tipologia di faglie che si stanno caricando al di sotto dei sedimenti della pianura e anche non, è una tipologia di faglia di tipo compressivo in cui c'è uno sforzo perpendicolare, e queste sono localizzate sia al piede delle Alpi che al piede dell'Appennino, intendendo come piede sia quello sepolto sotto i sedimenti che quello che vediamo in superficie. E adesso visualizziamo al di sopra di questi fronti delle Alpi e degli Appennini i terremoti che abbiamo visto prima, quelli con una magnitudo uguale o maggiore a 5,5. Vediamo che parecchi di questi eventi si vanno a posizionare proprio in corrispondenza dei fronti, e quindi per le loro caratteristiche sono proprio dei terremoti generati da faglie di tipo compressivo, come gli eventi del 2012 che sono superficiali e per faglia di tipo compressivo, gli eventi del 76, ma non tutti questi terremoti possono essere attribuibili
alle faglie compressive, perché magari sono molto più profondi o perché non si trovano in una posizione che può essere giustificata dalla presenza di una faglia compressiva. Qui dobbiamo imputare altre categorie di faglie per giustificare la loro presenza. E adesso qui vediamo rappresentate con il tratteggiato bianco delle strutture trasversali, in questo caso all'Appennino, ma potrebbero essere trasversali anche alle Alpi, e riteniamo che queste strutture possano generare dei terremoti e più superficiali e più profondi, e con una cinematica prevalentemente di tipo trascorrente, come abbiamo visto prima quel terremoto del 1914 localizzato nell'Alta Toscana. Qui riportiamo un esempio, il terremoto del Reggiano del 1832, è un terremoto che per le caratteristiche che abbiamo visto prima, che permettono di distinguere se un terremoto è più o meno profondo, possiamo dire che dalla firma macrosismica di questo evento è più profondo degli altri. In questa posizione quindi non potrebbe mai essere imputabile all'attività del fronte dell'Appennino, perché lì i fronti sono superficiali e rilasciano terremoti entro i 10 km, non al di sotto. Invece in questa posizione è una posizione abbastanza cruciale in cui c'è una struttura trascorrente, riteniamo essere presente una struttura trascorrente abbastanza importante e che potrebbe aver generato quel terremoto del 1832. Ma ci sono ancora altri eventi sismici nell'Italia settentrionale che non possono essere giustificati né dalla struttura compressiva superficiale o più profonda né dalla struttura trasversale alla catena. Entrano in gioco un'altra tipologia di faglie, le faglie che definiamo ereditate. Queste hanno un'origine precedente alla formazione delle Alpi e degli Appennini, separavano un paleopaesaggio, per quello ereditate. C'era in passato delle piattaforme più rilevate carbonatiche, delle zone più depresse con dei bacini, che erano separati da delle faglie all'epoca estensionali, in cui c'era estensione della superficie. Sono queste rappresentate in giallo e riteniamo che queste si possano adesso riattivare secondo il regime compressivo attualmente in atto, quindi con compressione diventano delle faglie di tipo inverso. Un terremoto che potrebbe essere imputabile all'attività di queste faglie è quello dell'Odigiano del 1951. Quello è un terremoto che si verifica appena al di fuori del fronte appenninico e appena al di fuori del fronte alpino, perché è quasi nel punto di E proprio in quella posizione abbiamo una struttura ereditata nel basamento che potrebbe essere la causa di quel terremoto. Questa è una rappresentazione che riepiloga le 4 tipologie di faglie che abbiamo elencato, quindi la faglia complessiva superficiale e profonda, la faglia ereditata e la faglia trasversale. E alcune considerazioni sulle difficoltà di comprendere la sismogenesi in pianura padana. La prima difficoltà per noi che la studiamo è che la sismicità è poco frequente. Ogni terremoto ci fornisce una grandissima quantità di informazioni da studiare e qui abbiamo pochi dati. L'altra informazione è che almeno dei terremoti che conosciamo bene, non sono molto forti, non hanno molta energia in gioco e di conseguenza deformano poco, con basse rate di deformazione e quindi sono difficili da discernere. Luca vi ricordava quello con 20 cm di sollevamento, poco, in una zona in cui ci potrebbe essere un ratio di sedimentazione molto elevato che potrebbe simulare o mascherare il movimento di natura tettonica che andiamo a cercare. Inoltre, a complicare il tutto, c'è la compattazione differenziale. Abbiamo visto che in pianura padana ci sono delle coltri di sedimenti che hanno spessore molto variabile, da 8 km a 100 metri, quindi e spesso sono vicine, con spessori molto differenti tra loro, quindi si compatterà di più lo spessore più ampio, si compatterà di meno quello più piccolo e di conseguenza già solo la compattazione differenziale senza andare a invocare dei movimenti di natura tettonica potrebbe simulare un movimento tettonico. E poi ovviamente c'è l'opera antropica, l'opera dell'uomo. Una cosa che usualmente potrebbe aiutare chi cerca una faglia è se c'è fagliazione di superficie, ma in pianura padana non sono noti fenomeni di fagliazione superficiale. Le faglie che andiamo a cercare riteniamo che siano faglie cieche, ossia non arrivano a tagliare la profondità. Quindi dobbiamo trovare dei metodi indiretti per studiarle, che normalmente sono i metodi che va illustrato Luca, ossia
la faglia, crea un sollevamento, questo sollevamento influenza l'idrografia, andiamo a cercare delle anomalie idrografiche. Le faglie che noi cerchiamo le andiamo poi a far confluire nel database delle sorgenti individuali, nel DIS, che è scaricabile e consultabile online anche nelle versioni precedenti. Qui abbiamo una schermata dell'ultima versione, qui abbiamo le sorgenti del 20 e del 29 maggio che sono state individuate con le tecniche che abbiamo visto, e questa è la sorgente che riteniamo responsabile del terremoto del 1117, e è una sorgente molto ostica e ci sono molte difficoltà, come abbiamo già sentito e come sentiremo adesso dal nostro collega Burrato. Grazie. Grazie. Adesso abbiamo lo scenario geologico e sismologico del terremoto del 1117, ipotesi e problemi aperti di Pierfrancesco Burrato dell'NGV. Grazie mille, grazie per essere stato invitato. E nella mia presentazione passerò a un livello di dettaglio più elevato perché mi concentrerò sulla zona colpita proprio epicentrale del 1117 e cercherò di illustrare quali sono stati gli studi compiuti da noi e da altri colleghi in passato per identificare la faglia che ha generato questo terremoto. E allora partiamo da questa immagine che abbiamo già visto, no? La stella gialla che vedrete ripetuta anche nelle prossime slide rappresenta l'epicentro ricavato dai dati macrosismici del terremoto, e questa stella gialla cade in un'area di pianura, perché diciamo sottolineiamo sempre questo fatto, pianura, mancanza di morfologia, perché nell'immaginario collettivo appunto la mancanza di morfologia significa mancanza di faglie attive e quindi mancanza di terremoti. Questo mi succede spesso parlare con la gente, non so, sui mezzi pubblici così, e mi chiedono, ma in pianura padana è tutto piatto, quindi non ci sono terremoti. Allora, la zona epicentrale del 1117 in realtà non è una zona del tutto asismica, ci sono stati anche alcuni altri piccoli eventi, per esempio qua nella zona del Mantovano, ma in particolare c'è un terremoto nel 1907 di magnitudo, diciamo, non molto elevata, però abbastanza significativo, che è stato localizzato proprio vicino all'epicentro del 1117. Perché sottolineiamo questo? Perché pur essendo un terremoto che ha rilasciato un'energia molto inferiore rispetto al 1117, perché i danni, i risentimenti sono molto inferiori, però ha un risentimento, ha un aspetto molto simile a quello del 1117, tutto scalato in basso ovviamente, il che sta a significare che le strutture che hanno generato il 1117 sono presenti in zona, sono attive, rilasciano terremoti e potranno rilasciare ancora terremoti in futuro. Scenario sismotettonico, la zona epicentrale è una sorta di terra di nessuno, passatemi il termine. Le linee rosse segnano i confini delle due grandi catene montuose delle Alpi meridionali e dell'Appennino settentrionale, per cui il confine proprio delle strutture attive di queste due catene montuose che si sono formate durante la compressione fra Africa e Europa, e il terremoto avviene proprio là in mezzo. Qua è riportata l'ipotesi del nostro database e vedete che è una struttura del tutto isolata al di fuori, diciamo, di quello che potrebbe essere ogni contesto strutturale. Se noi andiamo a vedere un pochettino in dettaglio la geologia, questa è la geologia di superficie, ma in particolare andiamo a vedere la geologia del sottosuolo,
ci accorgiamo che in realtà la mancanza, diciamo, di topografia non è reale. Non è reale nel senso che la topografia piatta della pianura padana è solamente un risultato degli elevati tassi di sedimentazione che sono avvenuti negli ultimi 1 o 2 milioni di anni. E in realtà se noi andiamo nel sottosuolo vediamo che la topografia c'è e in particolare è presente nella parte meridionale, vedete questi sedimenti gialli e marroni che sono le strutture più esterne proprio dell'Appennino. Muovendosi verso nord, per cui verso la zona epicentrale del 1117, si vede che c'è questa rampa, delineata da questi sedimenti colorati in azzurro, che è quella che si chiama la monoclinale regionale. Questi sedimenti sono rocce mesozoiche che poi vanno a fiorare nei Monti Lessini, subito a nord di Verona. Ora, il terremoto del 1117 è un terremoto di magnitudo elevata, per cui deve essere avvenuto per forza a una profondità attorno ai 10 km, non può essere avvenuto a profondità più superficiali e di conseguenza la faglia che ha generato questo terremoto che noi dobbiamo cercare è una faglia che deve essere diciamo, radicata in queste rocce che sono sepolte nella pianura ma che poi emergono nei Monti Lessini. E comunque l'espressione superficiale di questa faglia è sostanzialmente un'espressione molto labile oppure nulla e questo inserisce una grande difficoltà per i geologi per identificare le faglie attive perché i geologi cercano proprio degli indicatori geologici o geomorfologici in superficie per capire dove si posizionano. E questa monoclinale regionale che è delineata da questi sedimenti è interrotta da alcune strutture, sono queste faglie in nero, queste sono le faglie ereditate dall'epoca mesozoica che sono qui mostrate in pianta con colore azzurro e che sostanzialmente affiorano, sono state mappate soltanto in questa terra di nessuno fra le Alpi e gli Appennini. E vedremo che queste faglie forse hanno giocato un ruolo per la genesi di questo terremoto. E che cos'erano queste faglie? Queste faglie separavano domini paleogeografici che erano presenti fra Africa e Europa prima dell'inizio della convergenza, per cui prima del sollevamento delle catene montuose e della formazione delle faglie attive che noi vediamo oggi, che generano i terremoti oggi. E andando un po' più in dettaglio sull'area epicentrale del terremoto del 1117, vediamo che essa si situa in una zona in cui sono presenti due delle anomalie che avevamo visto nella mappa illustrata da Luca Valenzise all'inizio e in particolare sono due anomalie idrografiche che interessano il fiume Adige qua a nord-est e il fiume Mincio qua a sud-ovest. E quest'area di pianura non è un'area di pianura esattamente piatta, perché se noi andiamo a vedere in dettaglio vediamo che è un'area composta da una superficie rappresentata qua diciamo con questo tenue colore rosa, è una superficie che si è formata durante l'ultima glaciazione, per cui diciamo prima di 10.000 anni fa ed è stata formata dall'accumulo di sedimenti portati dai fiumi. Successivamente al termine della glaciazione che ha portato alla formazione dell'anfiteatro morenico che delimita il lago del Garda a sud, i corsi d'acqua che sfociavano dalle Alpi hanno subito delle importanti variazioni idrologiche che hanno portato a incidere questa superficie.
Per cui si sono formate queste valli, vedete qua rappresentate in verdolino chiaro, queste valli che sono state incise per cui diciamo negli ultimi 10.000-8.000 anni. Perché sottolineo questo? Perché le anomalie che noi abbiamo visto e che vedremo che interessano pure questo settore centrale si sono per cui sviluppate in quest'ultima fase, negli ultimi 10-8.000 anni, sono molto recenti. E questo è un indizio che se queste anomalie sono collegate alla tettonica, è un indizio che la tettonica è andata avanti, diciamo, anche in tempi molto recenti. L'area epicentrale è un'area senz'altro molto complessa, per cui dal punto di vista geologico e dal punto di vista strutturale, geomorfologico pure. E anche il terremoto, diciamo, lo studio di questo terremoto è diciamo, un bel campo di battaglia. Quali sono le difficoltà principali, diciamo, che ci troviamo ad affrontare per l'identificazione della faglia? Prima di tutto che è un terremoto molto antico, per cui non c'è la ricchezza di informazioni che potrebbero esserci per un terremoto più recenti, anche in termini di effetti del terremoto sull'ambiente, non solo sull'edificato. Abbiamo già visto che probabilmente è un terremoto complesso, ci sono state più scosse, probabilmente un terremoto anche profondo, il che significa che se la faglia è profonda le evidenze in superficie sono anche molto difficili da trovare. E l'area di danneggiamento è molto ampia in pianura padana, il che ha portato nel tempo a portare avanti diverse ipotesi per quanto riguarda la faglia che ha generato il terremoto. E colpisce un'area di bassa deformazione tettonica, per cui terremoti poco frequenti, di conseguenza gli effetti di questi terremoti sulla superficie terrestre sono molto molto labili. L'area epicentrale appunto non ha morfologie molto evidenti, la faglia molto probabilmente è una faglia cieca che non taglia la superficie, e di conseguenza, diciamo, gli approcci che dobbiamo utilizzare sono approcci di tipo indiretto. Non possiamo andare come geologo, andare in campagna a mappare una faglia, ma devo utilizzare dei dati, per esempio, geofisici oppure di geologia del sottosuolo. E tutte queste difficoltà si esprimono nel fatto che nel corso del tempo, dello studio, diciamo, dal punto di vista geologico di questo terremoto, sono state ipotizzate tante faglie come potenziali sorgenti del terremoto. Queste faglie, diciamo, generalmente sono state identificate in strutture già note, già conosciute, e molte volte, diciamo, l'interpretazione era guidata da interpretazione di effetti macrosismici del terremoto. Ne è un esempio, diciamo, questo lavoro dei nostri colleghi Galadini e Galli del 2001, che ipotizzano come sorgente o un trust del Monte Baldo, per cui il versante occidentale della Valle dell'Adige, oppure un trust presente nei Monti Lessini. Questo perché? Perché nel loro lavoro loro pensavano di aver trovato delle evidenze di effetti dello scuotimento in danneggiamenti in siti presenti nell'area della Valle dell'Adige, siti che poi effettivamente sono stati scartati e non sono stati collegati allo scuotimento sismico. Un'altra ipotesi che portavano avanti è che guardando terremoti del passato, come per esempio il 1695 che ha colpito la zona dell'Asolano, questi ricercatori hanno messo in evidenza che terremoti presenti in Veneto orientale potevano avere risentimenti anche nella parte del Veronese, per quel Veneto occidentale, e conseguentemente loro hanno pensato di attribuire il terremoto del 1117 a strutture note presenti nella parte orientale del Veneto. E Galadini in questo lavoro successivo sposta ancora più a oriente la potenziale sorgente, lo mette su
un segmento del trasfrontale del Sudalpino presente fra Thiene e Bassano. E poi viene il nostro lavoro del 2001, un lavoro basato su l'analisi della geomorfologia e basato su un assunto che diciamo cerchiamo di seguire sempre, cioè l'assunto è che la faglia deve essere dove ci sono i massimi danneggiamenti, anche se non ci sono presenti evidenze certe della presenza di una faglia attiva che può generare terremoti, però la faglia deve stare dove stanno i danneggiamenti, c'è poco da fare. Le evidenze le cercheremo con lo studio della geofisica, della geologia del sottosuolo e della geomorfologia. Di conseguenza in questo prima release del nostro database era già presente una sorgente, diciamo, nella zona dell'Adige, era una sorgente che però era basata sulla deviazione del fiume Adige, ipotizzavamo questa deviazione, però ancora non ci eravamo, diciamo, sentiti così coraggiosi da associarla al terremoto del 1117. E in questo stesso database erano presenti altre due faglie ipotizzate, una a Mantova e una a Mirandola. La faglia di Mirandola poi è quella che si è mossa il 29 maggio del 2012. Mantova è associata alla grande deviazione del fiume Mincio a Grazie presso i laghi di Mantova. E andando avanti nella storia della ricostruzione, vediamo nel 2005 il nostro collega Galli della Protezione Civile studia gli effetti del presunto danneggiamento del terremoto del 1117 sulla cattedrale di Cremona, di conseguenza avvicina la faglia al danneggiamento avvenuto a Cremona, per cui dice deve essersi attivato un trust appenninico presente in pianura a sud del Po. Ovviamente questo significa che si allontana molto dalla zona epicentrale dove abbiamo le maggiori evidenze di danneggiamento. E sempre nel 2005 Galadini e coautori continuano ad ipotizzare che il terremoto sia stato generato dal trust Thiene-Bassano, e poi andiamo avanti nel tempo, sono disponibili nuovi dati di sottosuolo, c'è questo lavoro di Rogledi che è un geologo che lavorava, diciamo, per l'ENI, il quale comincia a identificare, a mappare quelle faglie ereditate mesozoiche che abbiamo mostrato prima e ipotizza che una di queste faglie presente nella piana a sud di Verona, faglia di Nogara, possa essere la faglia responsabile di questo terremoto. Questa faglia non appartiene né ai fronti del Sudalpino né ai fronti dell'Appennino settentrionale, ma sarebbe una struttura riattivata in trascorrenza. Il DIS nella nostra ultima release, diciamo, porta a compimento tutto il nostro percorso per cui associamo la faglia che abbiamo visto modellizzato, diciamo, responsabile delle anomalie idrografiche, e sempre nella piana di Verona, e infine c'è questo lavoro di Scardia, sempre del 2015, che ipotizza che o una faglia ai piedi dei Monti Lessini oppure sempre questa faglia di Nogara, sono entrambe faglie ereditate, diciamo, di mesozoiche. Per cui il terremoto è un terremoto molto complesso. Abbiamo visto che gli epicentri, diciamo, studiati, calcolati utilizzando il danno macrosismico, si sono anche spostati nel tempo e fino ad arrivare, diciamo, all'ipotesi ultima, grazie al lavoro di Emanuela Guidoboni, che piazza, diciamo, il potenziale di ipocentro nella piana a sud di Verona. E così anche le ipotesi diciamo, le faglie sorgenti si sono spostate un po' in giro nella pianura padana, nella pianura veneta. E adesso andiamo a vedere un pochettino un percorso molto breve, come si è arrivato a definire la sorgente che noi proponiamo. E innanzitutto, per quanto riguarda la localizzazione,
la sorgente deve essere una piana a sud di Verona perché è l'area di massimo risentimento, la faglia deve stare là vicino. Per quanto riguarda la cinematica, abbiamo ipotizzato che sia una faglia compressiva di tipo inverso, questo grazie ai dati geologici, sismologici e geodetici che abbiamo visto. Come geometria è una faglia appartenente al dominio sudalpino, per cui segue l'andamento dei fronti del sudalpino, e le sue dimensioni sono state dedotte dalle dimensioni del terremoto e anche tramite un processo, diciamo, di analisi quantitativa delle anomalie. E quali sono le osservazioni geomorfologiche di supporto al modello? Questa è la piana a sud di Verona, abbiamo le due grandi deviazioni del fiume Adige e del fiume Mincio, le quali mostrano di essere migrati i loro paleoalvei, l'Adige verso nord-est e il Mincio verso ovest. Nella parte centrale ci sono dei piccoli corsi d'acqua che anch'essi mostrano un andamento anomalo perché in questo settore centrale incidono la pianura, non scorrono sulla superficie ma sono incisi. E lo vediamo qua in questo stralcio della carta geomorfologica. Tra l'altro questo stralcio mostra che sono presenti dei paleoalvi dell'Adige a sud di Verona, il quale probabilmente prima della fine della glaciazione scorreva ancora verso sud e poi è stato deviato ancora di più verso est. E la nostra modellizzazione analitica, diciamo, riesce a spiegare tutte queste osservazioni, perché la faglia che proponiamo produce una zona di sollevamento qua al centro che innesca il processo erosivo di questi piccoli corsi d'acqua e produce anche lo spostamento verso l'estremità dei due grandi fiumi dell'Adige e del Mincio. Recentemente sono arrivati nuovi dati di sottosuolo da un progetto europeo. Questi nuovi dati di sottosuolo diciamo purtroppo non hanno portato nulla di nuovo, nel senso che questi dati di sottosuolo non arrivano alle profondità in cui è piazzata la nostra sorgente sismogenetica, per cui non sono in grado né di smentire né di confermare la nostra ipotesi. Mostrano molto bene queste faglie ereditate. Allora, in sintesi, quali sono i problemi aperti e le ipotesi? Allora, ovviamente noi portiamo avanti la nostra ipotesi presentata nel database, che parte dal presupposto che la sorgente sismogenetica deve essere localizzata vicino al massimo dei danneggiamenti. E la nostra sorgente spiega bene la distribuzione dei massimi dei danneggiamenti, però anche l'ipotesi di una faglia ereditata mesozoica lo spiegherebbe, perché per esempio una di quelle faglie proposte da Scardia si trova effettivamente una piana a sud di Verona. E le dimensioni della nostra sorgente sono compatibili con il terremoto, ma anche lo sono quelle di questa faglia ereditata. E la geometria e la cinematica della nostra sorgente sono compatibili col quadro sismotettonico dell'area. Diciamo un po' più problematico sarebbe la riattivazione della struttura ereditata in componente con una cinematica trascorrente destra. E cosa ci dice il dato geodetico? Il dato geodetico, diciamo, anche qua è un po' ambiguo, perché da un lato alcuni interpretano come l'area a sud di Verona in compressione, però ci sono altri gruppi di ricerca che invece prevedono che l'area sia in blanda estensione, il che sarebbe compatibile con una delle ipotesi che aveva presentato il professor Doglioni all'inizio della giornata. E la sorgente sismogenetica presente nel DIS è in grado di spiegare il comportamento dell'idrografia, le anomalie idrografiche. Le faglie ereditate non sono in grado di spiegare queste anomalie, per cui se la sorgente fosse una di queste faglie dovremmo trovare un'altra spiegazione per le anomalie idrografiche, non una spiegazione tettonica. E infine i dati nuovi geofisici e geologici sottosuolo
non sono in contraddizione con la nostra ipotesi, ma non avvalorano neanche l'ipotesi delle faglie ereditate mesozoiche, per cui diciamo da questo punto di vista sono purtroppo ancora inconcludenti. Vi ringrazio. Grazie. E per concludere la sessione della mattina abbiamo scenari di pericolosità sismica dell'Italia settentrionale di Fabio Romanelli dell'Università di Trieste. Allora, grazie, buongiorno a tutti e ringrazio davvero Emanuele, Luca e anche Carlo per avermi invitato e avermi anche affidato un titolo molto stimolante e sinceramente non facile, anche perché contiene una parola chiave forse un po' diversa, che è quella di pericolosità, che già dalla sua etimologia ci fa pensare a qualcosa che la natura ci propone e che cerchiamo di stimare in qualche maniera, e si affianca anche al concetto del rischio che verrà trattato poi successivamente. E vi porto un po' lontano, non più nel tempo, come avete visto fino adesso, ma un po' nello spazio e nei concetti, perché mi piacerebbe partire dalla teoria dei sistemi che gli ingegneri adottano. Io sono un fisico, ma mi permetto di adottare questo motto provocatorio, è quello che per ottenere la salvezza in un controllo, in un sistema, il trucco è quello di conoscere molto bene l'ingresso e cercare quindi poi di limitare, come dire, gestire l'uscita. E qui inizia il campo di lavoro fra le varie componenti, diciamo, scientifiche. L'avete visto sino adesso con prodotti splendidi, la componente della sismologia storica, la geodinamica, la tettonica, la geologia, la sismologia, che è quello che vi proporrò, che poi però si deve interfacciare anche con la componente ingegneristica. E c'è un campo di lavoro, che diventa un campo da gioco e ogni tanto un campo di battaglia. E utilizza uno spettro di risposta, che è una specie come dire, di mappatura di quello che è il moto del suolo, come viene percepito da un edificio, anche se con un modello semplificato. E vi porto lontano perché vi porto in Messico, e questa è una figura che nella sua tragicità è molto bella, perché c'è uno spettro di progetto, che è quello che l'ingegnere e la normativa deve utilizzare, la normativa antisismica. Siamo nell'85, siamo in Messico, siamo a Città del Messico, e quello che vediamo è uno spettro di progetto avanzato per l'epoca, sormontato nei periodi fra 1 e 2 secondi da uno spettro di natura, che è la mappatura del moto che è stato registrato a Città del Messico. Il punto qual è? Che siamo a più di 300 chilometri dalla faglia che ha generato questo terremoto. Il terremoto era di Michoacán, ma i risentimenti più forti avvennero a Città del Messico in alcune locazioni che corrispondevano alla bonifica degli antichi laghi, dell'antico lago Azteco, che i conquistadores poi bonificarono, e da qui in poi, siamo nell'85, si cominciò a parlare di effetti di sito. La natura sorprese la comunità sismologica, la comunità ingegneristica, e adesso questo è un parametro che viene incluso in qualche maniera nella normativa attuale. E quindi uno dei temi è quello di cercare di lavorare all'interfaccia fra le varie comunità scientifiche e ingegneristiche per andare verso una comprensione della natura, una riduzione del rischio diversa. Vi porto ancora lontano e stavolta vi porto in Giappone, ma è un evento recente. Siamo a Tsukidate, una città del prospicente alla baia di Sendai, e dove nel terremoto di Tohoku, quindi marzo 2011, si registrò un evento impressionante, perché un accelerogamma molto usato dai sismologi, molto usato anche dagli ingegneri, con parametro di picco di 3G, impressionante. Vi dico subito che l'intensità giapponese stimata corrisponde al massimo. Nella scala giapponese usa una scala massima che arriva a 7, corrisponde circa al nostro 11-12, e quella stimata corrispondeva al massimo, 3G. In alto a destra vedete il campo di battaglio di lavoro, in cui vedete questi picchi che sormontano di nuovo quelli del codice giapponese che fu adeguato dopo il terremoto di Kobe del 95. Ora ci aspettiamo un disastro. Quello che successe, ci furono delle campagne immediate fatte dagli ingegneri giapponesi soprattutto, e che i danni registrati furono in realtà molto lievi. Perché? Perché in realtà queste accelerazioni impressionanti avvennero a frequenze molto alte, in cui gli edifici non risuonarono, almeno gli edifici più importanti non risuonarono, ma alcuni elementi strutturali sì.
Risultato, bisogna anche lavorare sui parametri che cerchiamo di usare per descrivere il potenziale di danneggiamento del suolo. Il PGA, la Peak Ground Acceleration, spesso si è dimostrata essere molto debole da questo punto di vista. Questo valore di 3G accostato a danneggiamenti relativamente lievi ne è un esempio. E vi mostro infatti il confronto fra quello che fu registrato a Tsukidate in corrispondenza del 3G con questi spettri impressionanti confrontati con quelli di Kobe, un terremoto di una magnitudo decisamente inferiore, ma con caratteristiche molto pericolose qua. E questo è un effetto di sorgente. Questo è un altro effetto che la fisica dei terremoti ci propone, non più collegato all'amplificazione dei bacini sedimentari, ma collegato al fatto che quando siamo vicini alle zone di faglia abbiamo due effetti che in qualche maniera la norma cercherà di raccogliere, che sono quelli legati alla direttività del processo di rottura e anche alla dislocazione statica, che è molto importante anche da un punto di vista geologico, che si può registrare, l'abbiamo visto prima quando Luca ha mostrato l'immagine del terremoto di CC, mentre invece la direttività è quella che caratterizzò il terremoto di Landers. Questi effetti di sorgente possono essere molto importanti anche da un punto di vista ingegneristico. Ok, torniamo a noi. Quello che cercherò di mostrarvi è come si possa forse utilizzare in maniera complementare le mappe di pericolosità nazionale, Luca ne ha mostrate prima diciamo la versione ufficiale, con un approccio che io chiamo complementare, che è quello che anche negli Stati Uniti e in Giappone viene chiamato basato sulla fisica. E diciamo che fa uso della modellazione. E invece di usare tutti i possibili terremoti, come in una mappa di pericolosità nazionale, uno comincia a delineare quali possono essere i terremoti, che sia storici o modelli, come vi spero dimostrarvi fra un po', possono essere utilizzati per stimare degli scenari di scuotimento. Qual è il vantaggio rispetto alle mappe classiche? È che invece di avere parametri descrittivi come la PGA oppure l'accelerazione spettrale, molto utile per gli ingegneri, e possiamo avere le serie temporali, se non quelle registrate, quelle che diciamo possono essere stimate in maniera realistica, soprattutto in zone dove i terremoti non sono ancora avvenuti. Il vantaggio qual è? Che mentre da una parte l'approccio classico può essere utilizzato per una mappa di pericolosità, diciamo l'approccio basato sulla genesi e lo studio delle serie temporali può essere usato anche per un'analisi ingegneristica più raffinata, quella che viene chiamata, diciamo, l'analisi dinamica non lineare. E questi due approcci dovrebbero essere visti comunque in maniera complementare, perché ad esempio la genesi di sismogrammi sintetici può aiutare moltissimo, diciamo, soprattutto in zone dove non ci sono molte registrazioni, perché a parte la California e il Giappone e sicuramente anche l'Italia, ma in altre zone, soprattutto quelle a bassa sismicità, lo sviluppo di quelle che vengono chiamate GMPE o diciamo relazioni di attenuazione o mappe di previsione dei parametri del moto del suolo possono essere coadiuvate dallo studio o dalla genesi di sismogrammi sintetici. Dall'altra parte, gli studi di pericolosità standard, anche quelli probabilistici, possono essere usati per studi di deaggregazione e andare a focalizzare l'attenzione su alcuni scenari principali, e questo è un approccio che, come vi dicevo, è già in corso negli Stati Uniti, in Giappone e credo anche in Italia, lo stiamo cercando di fare. Per cui volevo mostrarvi un paio di esempi di questo tipo. Qui glisso su questo complicato diagramma FLUS, ma è una specie di diagramma che contiene anche qualcosa che avete già visto, perché la sismicità storica, la definizione delle zone sismogenetiche o altri studi, quello dei meccanismi focali, sono molto importanti per cercare di tracciare una mappa di pericolosità a scala nazionale. Questo è un altro esempio e può essere già utilizzata per la stima dell'input sismico, ma adesso voglio andare su una, diciamo, una visione lievemente complementare. Uno può utilizzare le stesse informazioni come punto di partenza. Ad esempio, le zone sismogenetiche che vengono utilizzate, quelle che Luca conosce molto bene, ma che possono essere accostate allo studio degli epicentri dei terremoti avvenuti in passato, e cominciare a usarle per delineare degli scenari. Uno può usare degli studi complementari come la zonazione morfostrutturale, che è basato sullo studio geomorfologico o lo studio tettonico, e delineare altre sorgenti. Il passo in più, che in qualche maniera si collega agli ultimi lucidi che avete visto prima nella relazione precedente, è quello anche dell'uso dei database, delle faglie, delle possibili faglie, fra cui vi mostrerò alcuni esempi generati dal DIS, in cui si vede una panoramica, e questo anfiteatro è piuttosto impressionante per la zona in cui siamo,
e vi mostrerò degli esempi di calcolo che appunto utilizzano queste sorgenti. Vi proporrò due punti più che di vista di ascolto, di risentimento particolari, uno al confine dell'impero, in tutti i sensi, che è Trieste, l'altro, se volete, è il centro della vecchia Repubblica, che è Venezia, ma giusto come per proporvi degli esempi di punti di ascolto dove si possono avviare degli studi parametrici o degli studi di modellazione più di dettaglio per andare appunto verso un input sismico per gli ingegneri. Partiamo con gli scenari. Ad esempio, questa è una prima rassegna, impressionante, ce n'è tantissimi. Alcuni sono già stati descritti in maniera splendida dai relatori che mi hanno preceduto. Cercherò di mostrarvi alcuni scenari collegati al terremoto, diciamo che è il protagonista di oggi, l'attore di oggi, ma anche altri terremoti. Un altro molto interessante è quello del 1511, che fu veramente trasversale, anno particolare anche da un punto di vista storico. Credo Manuela conosca ben meglio di me la storia della Zobbia Grassa, che in qualche maniera ha unito Trieste, anzi ha diviso gli imperiali e i repubblicani. Fu un anno piuttosto dinamico. Oppure altri scenari anche non ben delineati, magari qualcuno associato a terremoti che non sono ancora avvenuti. Possono essere usati per avviare una modellazione. Alcuni esempi, questi. Ho preso, su invito di Emanuele Luca, alcune possibili definizioni, quindi quello che vi mostro sono scenari di scuotimento in qualche maniera passiva. Io ho assorbito i parametri che i database gentilmente ci possono fornire e possono essere ad esempio utilizzati per confrontarli magari con l'informazione macrosismica e avviare un piccolo percorso di inversione. Anche Luca ve ne ha mostrato esempi prima. Una cosa interessante è che si può cercare di giocare, scusatemi il termine, ma con alcuni parametri. Ad esempio, quello che ho preso qui è lo scenario con una sorgente relativamente semplificata con i dati che vengono dal DIS, della sorgente che vedete nel titolo in alto. La cosa interessante è che si può giocare e vedere come cambia la radiazione anche con modelli di rottura diversi, con modelli di sorgente più raffinati, in cui la faglia comincia a diventare tridimensionale, e essendo tridimensionale la rottura può avvenire in maniera dinamicamente o cinematicamente più complessa. E questo può alterare molto la traccia del moto del suolo lasciata, diciamo, nelle zone circostanti. Io qui ho usato come indicatore l'accelerazione perché è molto gradita e immediatamente digeribile da un ingegnere perché dà la forza. Secondo noi la velocità è un parametro che può essere forse più utilizzato per il confronto con i danneggiamenti passati, ma qui l'obiettivo è solo mostrarvi alcuni esempi di come la fisica della simulazione può essere applicata in maniera complementare alle altre informazioni. E scorrendo rapidamente vedete che questi pallini rossi, la cromaticità di queste mappe, cambia a seconda del modello di rottura o dei parametri di sorgente che uno può utilizzare. Vedete ad esempio in questo caso una rottura bilatera, questo vuol dire che la rottura si propaga in maniera quasi simmetrica sul piano di faglia e l'ipotetico ricevitore, se la sente in maniera neutrale, è diversa rispetto a questa in cui la rottura invece progredisce verso una direzione più privilegiata e l'ascoltatore, un po' come nell'effetto Doppler in acustica, si mette davanti. Le ampiezze cambiano molto. E questo capite che è un'impresa dannatamente complicata, cercare di fare studi di questo tipo su terremoti storici in cui le informazioni sono completamente diversi, ma sono possibili studi parametrici che possono essere usati in maniera complementare. Questo è un esempio di meccanismo usando il meccanismo focale associato alla zona sismogenetica. Questa invece è la radiazione che può essere associata a un evento più moderno, diciamo di una magnitudo completamente diversa, ma utilizzando insomma delle informazioni sui meccanismi focali in maniera complementare. Altra possibilità, quella adesso passare dal confronto con ciò che è avvenuto in passato verso una stima di pericolosità futura, quindi diciamo verso il mondo ingegneristico, utilizzando quindi le informazioni da queste sorgenti, utilizzando dei modelli, quelli che tecnicamente si chiamano diciamo di basamento, ma modelli di bedrock, quindi senza effetti di sito, si possono fare degli studi parametrici per andare verso quello che viene chiamato il massimo terremoto credibile. Si possono utilizzare i segnali per cercare di massimizzare il possibile effetto. Quindi questo non vuol dire che ci stiamo allontanando dalla sismologia storica o magari dalla tettonica più credibile, ma si fa uno studio più matematico verso
quali sono i meccanismi che danno il massimo input possibile, quindi un input più conservativo per un edificio. Quindi quello che tecnicamente viene chiamato, qui l'acronimo è in inglese, ma il massimo terremoto credibile o il massimo terremoto di progetto. In questo caso il punto di ascolto che vi propongo è quello di un sito veneziano con cui concluderò questa relazione. Lo scenario che abbiamo considerato è quello che si è rivelato essere potenzialmente forse diciamo più pericoloso in base a questo studio per questo ipotetico punto d'ascolto. Abbiamo preso quindi questo anfiteatro di sorgenti, abbiamo utilizzato i dati che vengono dal DIS, li abbiamo presi e abbiamo fatto una specie di concerto in cui abbiamo chiesto all'ipotetico ascoltatore di dirci qual era diciamo, il suono più intenso, in qualche maniera, scusatemi la metafora acustica. E quindi abbiamo preso l'anfiteatro di scenari, utilizzando i parametri delle faglie tridimensionali, e ci siamo messi all'ascolto, in questo caso, mettendo l'orecchio a Venezia. E quindi abbiamo fatto tutta una serie di calcoli di questi possibili scenari, che non avverranno simultaneamente, ma per una stima di pericolosità bisogna tenerne conto in maniera congiunta, soprattutto per dare poi uno spettro scusate, di normativa. Quindi vedrete una serie di immagini colorate in cui, se volete, ci sono dei suoni, qua dentro in realtà le frequenze sono molto più basse, e queste immagini da un punto di vista cromatico ci possono permettere di capire quale può essere il suonatore più potente, o almeno da un punto di vista, anzi da un punto di ascolto di un edificio. Quindi ne avete visti una serie, tutti quelli che i dati, qui in questo caso, ci nutriamo veramente di un database tipo quello del DIS. Degli altri sì, ma il DIS ci dà delle informazioni aggiuntive. Quindi vedete questo come prove, se volete, strumentali, che ci portano verso l'identificazione di quale possa essere il meccanismo, o diciamo lo scenario più pericoloso. Lo scenario più pericoloso nel caso che abbiamo studiato, con i parametri che abbiamo fatto variare, è quello che noi abbiamo chiamato lo scenario G, ma diciamo lo vedete qua, è abbastanza prospicente. Abbiamo utilizzato a questo punto i parametri del DIS, giocandoci un po' su quelli. Quindi abbiamo preso adesso un suonatore, abbiamo cominciato a proporgli vari strumenti, o se volete vari tipi di pizzicamento della corda, o di archettamento della corda, e quindi abbiamo fatto una serie di studi parametrici partendo dai dati che il DIS ci propone. E questi dati sono quelli che descrivono la tridimensionalità della faglia, la sua inclinazione, i possibili meccanismi focali e possibili inclinazioni rispetto all'orizzontale. E abbiamo utilizzato di nuovo la tecnica della genesi dei sismogrammi per andare verso il possibile massimo dell'input sismico. Siccome vedo il professor Poirier che si avvicina in maniera minacciosa, accelero, e questo diciamo, ci ha portato verso un massimo terremoto credibile che alla fine abbiamo accostato agli effetti di sito alla fine della cosa. E questa, se volete, è l'ultima parte della possibile analisi dell'input sismico, in cui uno va ad accostare un modello di riferimento locale. Quanto tempo ho? Ho un minuto? Vi porto verso il locale, vi porto ai confini dell'impero, in cui abbiamo utilizzato una versione del DIS lievemente anteriore rispetto all'ultima. Abbiamo fatto lo stesso gioco e abbiamo unito queste, mancano le due faglie, io e Luca parliamo sempre, e abbiamo fatto lo stesso gioco. Abbiamo considerato il suonatore più importante per Trieste, che leggenda urbana si dice che sia difesa dal crassismo, quando invece le lunghezze d'onda sismiche sono ben diverse dalle cavità che sono presenti lì. Scusate, salto in maniera molto rapida, in cui adesso è la comunità geotecnica che può fornirci le informazioni per andare a delineare dei bacini più precisi e per andare a tener conto dei possibili effetti di sito. E vedete qui come il modo del suolo possa cambiare a distanza di metri a seconda della morfologia dei bacini sedimentari. Una cosa che questa la devo glissare e vi porto verso la fine. Sono partito da uno spettro di progetto, arrivo a uno spettro di progetto che però in qualche maniera è complementare a quello che la normativa già ci dà, perché tiene conto degli effetti di sorgente e di sito. E come vedete qua, in questo caso, almeno a Trieste, sormonta quello di norma, perché la natura può proporci delle sorprese, se non altro da un punto di vista fisico, e per cui per cercare di stimare meglio la pericolosità, di ridurre quindi meglio il rischio, dovremo tener conto della fisica della sorgente, dell'amplificazione delle onde sismiche, e arrivo a questo.
in cui almeno questi risultati sono stati utilizzati in alcune scuole, che è una tematica molto importante a Trieste. E questo studio si è innestato su uno studio precedente di cui forse vi parlerà successivamente Stefano Grimaz. E abbiamo fatto nella provincia di Trieste alcuni edifici, quindi 3 scuole e la sede della provincia, verificati con questo metodo, chiamiamolo innovativo, ma è il risultato di una serie di studi di tutta una serie di comunità, dalla sismologia storica a quella tettonica a quella fisica, in cui gli ingegneri sono stati contenti di digerire questa informazione. Abbiamo fatto qualcosa, se volete, di innovativo. Chiudo dicendo che questo esperimento, chiamiamolo così, è in atto adesso alla città di Venezia, ecco perché c'era un punto d'ascolto lì, stiamo facendo una collaborazione col MIBACT della sezione di Venezia che è davvero molto stimolante, per cui saranno i relatori successivi e spero di aver fatto una specie di ponte sismologico fra le varie cose. Grazie e chiedo scusa se sono andato oltre.